Ilario Simonaggio, segretario generale Filt CGIL Veneto. Parliamo della Valdastico Nord, sembra che ci sia un'apertura almeno da parte del Trentino, ma l'accordo ancora non si è trovato. Qual è la situazione? Stanno lavorando con il ministro Del Rio, il presidente Zaia e il presidente Rossi della provincia autonoma per pervenire a un'intesa che diventa un'intesa sistematica legata ovviamente alla dorsale nord-sud dell'area del nord-est. So che ci sono delle condizioni dettate appunto dalla regione autonoma, quali sono? La regione autonoma ha chiesto di non avere 3 autostrade che gravitino su Trento. L'apertura notevole è che sinora era una, che è l'Autobrennero, il collegamento Brennero-Verona. L'ipotesi quindi di pervenire a un'intesa sulla Valdastico Nord con una deviazione di tracciato per cui sbucherebbe a Mattarello, Caldonazzo diciamo, quindi sull'Alta Valsugana anziché sulla Valle dell'Adige e Besenello, e contemporaneamente chiedono che il Veneto tolga di mezzo la finanza di progetto per l'autostrada della Valsugana. Che però insomma è costata fior di milioni ed era già stata comunque quasi avviata, giusto, da parte della Regione Veneto? Eravamo in presenza di un'intesa della Regione con un'ATI, un'associazione temporanea di presa, proponente ai tempi insomma della giunta Galan-Chisso, in cui era previsto 650 milioni di euro di preliminare per bucare la destra Brenta e fare un'autostrada. Un Trentino quindi dicevamo possibilista, ma continua a slittare questo accordo. Adesso il 30 giugno ci doveva essere di nuovo, oltre la scadenza, un tavolo di discussione. Trento non ha nessuna fretta perché Trento non è interessato alla scadenza della concessione dell'autostrada Brescia-Padova, quindi in realtà Trento ne fa prima di tutto una forma di rispetto e di decisione che riguardi il fatto che il Veneto garantisca che non si fa più l'autostrada valsugana e che accetti ovviamente una base di discussione, come ho detto, diversa.